Buonasera, buonasera. Innanzitutto grazie di essere qui, una serata particolare, una serata importante e soprattutto una serata in presenza in teatro, ho il piacere di ritornare in teatro e tastare queste sensazioni, una cosa veramente bella dopo 2 anni che effettivamente l'abbiamo dimenticata queste sensazioni. Mi sono scritto 2 cose perché è un argomento che un pochino mi emoziona, di solito vado un po' a braccio, però questa sera è una serata di musica e di riflessioni che si chiama Intrecci tra musica e destino ed è dedicata a 2 grandi artisti, 2 intellettuali come Milva e Battiato, purtroppo anche loro colpiti dall'Alzheimer. Alzheimer. In Europa si stima che la demenza di Alzheimer rappresenti il 54% di tutte le demenze, con una prevalenza nella popolazione ultra 65enne, una malattia che colpisce il malato e le persone che gli sono accanto. Io ho fatto una riflessione, io un po' ci lavoro con i computer, è paragonabile a un hard disk di un computer che perde tutti i dati, fotografie, documenti, ricordi, link nel senso di amicizie, cene con gli amici, estati con i figli, cresime, battesimi, i matrimoni dei figli e le nascite dei nipoti. Zac, tutto cancellato. È una malattia democratica perché colpisce al di là dello stato sociale, sia che tu sia uno scienziato o un manovale, uno studioso o un contadino. Questa serata veramente mi fa piacere ricordarla, è organizzata da Officine Sociali, un'associazione che di questo si occupa, cercare di rallentare e di alleviare i danni della malattia sia alle persone colpite sia ai loro familiari. È una serata in collaborazione con l'Associazione Città della Musica, che poi dopo sentiremo, con l'amministrazione comunale di Taglio di Po e con il patrocinio dell'ULSS 5 Polesana. Detto questo, questo è il mio piccolo preambolo, però Officine Sociali ha detto una cosa importante e ho il piacere di chiamare qua sul palco con me Marinella Mantovani di questa associazione, la Presidente. E naturalmente è giusto accoglierla, lei, tutti i volontari, tutte le persone che questa sera cercheranno di allietarvi, di fare una cosa leggera ma anche di riflessione. Signori, Marinella Mantovani. Buonasera a tutti e grazie di aver accolto l'invito ad essere presenti questa sera così numerosi nonostante le piogge e il vento delle ultime ore. Quella di stasera è una serata di buona musica, di solidarietà, di coinvolgimento emotivo, di conoscenza, una serata di sensibilizzazione sulla presenza della malattia appunto dell'Alzheimer, in cui ci raccontiamo come associazione e ringraziamo chi crede in noi e ci sta vicino, incominciando dalle istituzioni presenti in sala. Officine Sociali è un'associazione appunto nata da Adriano Nepolesi nel 2016 da un gruppo di persone che hanno sentito l'esigenza di mettersi assieme per aiutare chi è in stato di necessità, per dare un aiuto sociale. Abbiamo scelto di essere vicino appunto alle famiglie Alzheimer, perché di fronte ad una malattia che è ancora poco conosciuta dal punto di vista medico-scientifico, ma a cui i numeri appunto crescono in modo esponenziale, l'unica cosa concreta che come volontariato possiamo fare è quella appunto di stare vicino alle famiglie, soprattutto in un territorio come il nostro dove non esistono servizi specifici per queste famiglie. E in questi 6 anni abbiamo fatto tantissime cose, tra cui la più importante è stata quella di aprire appunto i centri sollievo. Già il nome ci dà l'idea di che cosa sono, di qual è il loro scopo. Sono dei luoghi accoglienti, sicuri, dove i nostri volontari, che sono preparati e formati in collaborazione con l'US, accolgono la persona malata. Siamo però convinti che un aiuto grandissimo a queste famiglie lo possa dare la comunità in cui queste famiglie vivono. L'85% delle persone malate di Alzheimer è curato in casa e la stragrande maggioranza delle famiglie assiste da sola nella disperazione che spesso tocca l'impotenza, nella solitudine, nella vergogna della malattia. In tutti i paesi, in tante case, ci sono uomini e donne che svolgono invisibilmente questo atto di cura. Noi tocchiamo con mano la malattia accarezzando le persone malate, incontriamo le loro difficoltà parlando con i figli, con i loro coniugi, con i familiari. Il 75% delle persone che in famiglia assistono i malati di Alzheimer soffrono di disturbi psicologici.
Poter avere dei servizi idonei, strutture idonee, ma anche una cultura dell'accoglienza e della condivisione sono i fattori primari per una vita meno tormentata per chi affronta la malattia. E un buon punto di partenza è quello di affrontare collettivamente il fatto che la malattia è in mezzo a noi e che ogni anno tantissimi uomini e donne vivono con essa. Dobbiamo abbattere i muri che la vergogna e la disinformazione alzano e rompere l'isolamento delle famiglie. Siamo consapevoli che esistono tantissime emergenze, tantissime necessità. Noi abbiamo deciso di occuparci dell'Alzheimer. Quella di stasera è appunto una sfida che abbiamo fatto, che è una delle nostre sfide, quella di coinvolgere la comunità. Abbiamo organizzato questo momento di sensibilizzazione e, ripeto, vi ringraziamo per essere presenti. Ci racconteremo, ci presenteremo verso la fine della serata, vi daremo informazioni sui centri sollievo che gestiamo attraverso una rete territoriale che abbiamo creato, che parte dalla collaborazione con i servizi sociali. E voglio ringraziare, presenti in sala ci sono il sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero, di Ariano Polesine Luisa Beltrame e vice sindaco di Corbola Sara Crepaldi, che sono presenti in sala, sono vicini a noi e ci aiutano in quella che è la conduzione dei nostri centri sollievo. Un sostegno essenziale ci viene però anche e soprattutto dalle associazioni di volontariato Auser del Tariano di Ariano nel Polesine e Luce sul Mare di Porto Tolle, che ci ospitano mettendoci a disposizione le loro sedi. Un ringraziamento veramente di cuore, perché se non avessimo quelle sedi non avremmo l'apertura dei centri sollievo. E l'Auser del Melograno di Rosolina, che ci permette il trasporto sociale e i contatti con quella realtà. Grazie ai loro presidenti, a Marisa Trazzi, Franco Marangon e Francesca Tiengo, che sono presenti in sala. Fa parte ormai del nostro connubio, della nostra rete territoriale, anche l'Associazione Città della Musica, che dal 2016 si presta a questa collaborazione nell'organizzare le serate musicali di sensibilizzazione. E poi permettetemi un grazie grandissimo ai volontari di officine sociali. Alcuni li avete visti nel servizio di accoglienza, altri li vedrete durante la serata sul palco. Sono i volontari che garantiscono la continuazione delle attività e che come Presidente non finirò mai di ringraziare per la dedizione, la passione, l'impegno, il coinvolgimento con cui si dedicano le persone ammalate. Sono affiancate da figure professionali, Chiara Mantuan, educatrice, Eleonora Contiero, psicologa, e dalla dottoressa Anna Chiara Pellizzari, psicoterapeuta e coordinatrice dei centri sollievo. Sarà lei più tardi poi che dirà due parole sui centri. E poi permettetemi un saluto all'educatrice Federica Ruggini, che è stata con noi per tanti anni, che scelte di vita l'hanno portata in altri contesti, ma che stasera è stata qui in mezzo a noi come volontaria. E dopo questa parte istituzionale dovuta ma sentita, in cui ci siamo un po' conosciuti, veniamo alla serata, intrecci tra musica e destino. Una serata pensata appunto per ricordare due grandi artisti, Milva e Franco Battiato, che hanno voluto consapevolmente intrecciare il loro percorso artistico-musicale e che hanno assistito invece disarmati all'intrecciarsi del loro destino con una malattia neurodegenerativa come l'Alzheimer. C'è un nodo speciale che lega un'anima all'altra, un intreccio irrisolvibile che qualcuno chiama destino. E il destino ha continuato a intrecciare le loro vite fino alla fine. Ci hanno lasciato lo scorso anno, nel 2021, a pochi giorni uno dall'altro. Ecco perché li abbiamo scelti per questa serata. Milva, la grande interprete della canzone italiana, ricordava il suo primo incontro con Catania. Ero attesa a Milo, nello studio di Franco Battiato. Arrivai a Catania e vidi la terra così nera. Mano a mano adentrandomi verso la villa di Franco era sempre più nera. C'è l'Etna, certo, la polvere di lava è dovunque, però al momento non collegai e rimasi sconcertata. Nacque infatti sulle falde del vulcano il loro intreccio artistico con l'album Milva e dintorni, era il 1982. La terra nera della Sicilia sarebbe poi divenuta una normalità per Milva e nel 2010 avrebbe richiamato Milva Battiato al suo fianco per l'addio alle scene con Non conosco nessun Patrizio. Album tutti sollecitati dalla Rossa per le doti di grande forza e sensibilità di Franco.
Sentimento ricambiato dal siciliano. Quando ho lavorato con Milva, io mi sono limitato a fare il sarto. Prendevo le misure, scherzava Battiato. Milva era il teatro, già nei capelli, per come li muoveva. Era un piacere lavorarci assieme. Ecco, intrecci professionali, intrecci di emozioni, intrecci di vita. Grazie Marinella. Allora, prima di cominciare lo spettacolo, volevo ringraziare le autorità presenti. Abbiamo il sindaco Francesco Siliero con la signora, abbiamo ospiti gli amici di Goro con l'assessore Mangolini Daniela, e gli amici di Ariano con il sindaco Luisa Beltrame e la vice sindaco Boscolo Martina, e gli amici di Corbola con la vice sindaco Sara Crepaldi e Mauro Stuppa. Che dire, prima di cominciare è giusto, a nome di tutte le autorità presenti, chiamare il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siliero, per 2 parole, e ringraziando ancora per le emozioni che ci dà ogni volta Marinella, ma soprattutto per l'impegno lei e i suoi grandissimi sostenitori, grandissimi aiutanti fanno per questo. Facciamo un applauso a Marinella. Grande Marinella, veramente. Sindaco Siliero, buonasera. Prego, venga qua vicino a noi. Sì, è 1 metro più alto di me, comunque adesso lo metto un po' di qua. E vado, prego. Buonasera a tutti. Ringrazio in primis Marinella perché veramente con questo progetto ha dato tanta speranza a tante persone, quindi qualcosa di veramente importante per il nostro territorio. E ringrazio anche tutti i volontari e tutte quelle persone che a vario titolo si sono prodigate per la realizzazione appunto di questa bellissima serata, che non solo ci calerà all'interno di un problema così sentito nella nostra comunità, però ci ridarà anche un po' di vita, un po' di ritorno a quella che è la nostra normalità. E in questi giorni casualmente si ragionava con alcuni amici sul fatto comunque del periodo che stiamo vivendo, passato il periodo della pandemia, da cui qualcuno diceva ne siamo usciti peggiori invece di uscirne migliori, adesso siamo arrivati al periodo dell'invasione dell'Ucraina, e quindi ci si interroga sul fatto che comunque l'uomo sia l'animale peggiore del mondo, l'animale più cattivo e tutto. Allora tra me e me ragionavo, facevo un piccolo ragionamento, dicevo, come esseri umani noi procreiamo delle parole che è più o meno autonoma a 3-4 anni, quindi per 3-4 anni i figli bisogna crescerli, educarli e renderli autonomi. Poi con l'andare del tempo ci occupiamo anche dei nostri genitori, dei nostri familiari, assistiamo chi non ce la fa, assistiamo chi purtroppo ormai arriva verso la fine della propria vita. Quindi mi sono interrogato e ho detto, siamo veramente così malvagi come esseri umani o forse sostanzialmente in noi c'è del buono? C'è del buono? Effettivamente la risposta che sono data è vero. Il problema fondamentale è che il buono che vediamo anche stasera, il buono che facciamo noi come comunità, il buono che mettiamo tutti quanti ogni giorno, abbiamo visto con l'emergenza coronavirus, quando si aiutava chi era in difficoltà, quando magari chi aveva il tempo andava a fare la spesa per le persone che non riuscivano a spostarsi da casa, lo vediamo adesso con la voglia, la volontà di aiutare, abbiamo visto anche con il terremoto di Amatrice. E la risposta che mi sono dato è che semplicemente l'immensa bontà che noi trasmettiamo come comunità vive, come comunità che fanno del mutuo soccorso l'uno dell'altro il proprio fondamentale fondamenta, semplicemente fa meno confusioni di quella piccola parte che sembra così preponderante nella malvagità che impera un po', soprattutto anche nei media, ma che in realtà dobbiamo convincerci che siamo delle persone che affrontano problemi, che sanno aiutare e che soprattutto sanno sempre più spesso mettere davanti il bene degli altri piuttosto che il proprio. Quindi rendiamoci conto che nonostante tutto siamo delle comunità unite e che sanno dare quello che è necessario dare. Quindi rendiamoci sempre più partecipi delle tante attività che fanno le nostre associazioni come l'Associazione di Marinella, e rendiamoci sempre più conto di quanto valiamo come persone e come comunità. Quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie Sindaco Siliero. Allora, prima di iniziare ricordiamo gli sponsor
giustamente hanno aiutato lo svolgersi di questa serata, Romea Frutta di Taglio di Po, Cartoleria Lina, le sorelle Beltrami di Taglio di Po, Edi Carbonio di Portovilo di Zaia Mattia, Edi Grondaie di Berlizzi Cristian e Fioreria Floss di Portoviro. Quindi adesso gustatevi un concerto importante con dei musicisti importanti, con degli interpreti importanti e poi ci rivediamo. Il bello dell'altalena è prendere la rincorsa con un bel colpo di reni per volare sempre più in alto, guardare il cielo sereno e sentirsi le gambe leggere, tenersi forte alle corde per non cadere e sentire il vento sulla faccia. Ancor più bello quando qualcuno ti dà una spinta, ti aiuta a non faticare e ti lancia sempre più su, perché in te ci crede, perché ti vuole un gran bene e ha a cuore il tuo benessere. Prima o poi però bisogna scendere. Spesso per dispetto qualcuno o qualcosa ti aggancia per disturbare la tua corsa. Ecco il malessere. Il moto diventa irregolare e si comincia ad oscillare di lato, si ondeggia senza senso e sei costretto a reggerti ancora meglio per la paura di cadere. Vorrei continuare ad andare in alto sorridendo e tornare indietro a prendere la rincorsa verso nuove ed esaltanti avventure, incontro a novità importanti, a progetti da portare avanti, all'amore, all'amicizia profonda, al rispetto, a tutto quello che mi rende felice e serena. Ondeggiare con i capelli scompigliati senza limiti di tempo e di spazio. E invece, forse, basterebbe semplicemente il coraggio di fermarsi, scendere con calma, dignità e classe. Perché ci deve essere per forza, in qualche bel giardino fresco, la mia altalena libera con accanto qualcuno che ti aspetta col sorriso sulle labbra e che ti dice: ehi, dove hai finita? Sono qui per spingerti un po' più in alto. Che stai aspettando? Giocherei un po', scenderei e direi: dai, adesso tocca a me spingere un po'. Monta su. Una vita sofferta e complessa quella di Milva, una vita in altalena, cantante, attrice, interprete, donna dell'impegno su un palco teatrale, tra le strofe di un tango o di un'opera lirica, di un verso poetico o di una melodia pop, una rossa simbolica e autentica del Novecento. Pantera di Goro, sì, per graffiare e sbranare la vita, una vita che altrimenti sfugge, passa senza accorgersene, lasciando l'idea di non aver vissuto. Milva, vero nome Maria Ilva Biolcati, era infatti soprannominata la Pantera di Goro, dalla città natale in provincia di Ferrara, o semplicemente Milva, la rossa, per il colore di capelli che è diventato anche il titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Jannacci. In oltre 50 anni di carriera è passata per generi musicali molto distanti fra loro grazie a una capacità e un talento interpretativo unico. La sua statura artistica è testimoniata dal successo ottenuto oltre che in Italia anche in Germania, dove ha partecipato spesso a eventi musicali sui principali canali televisivi, ma ha pubblicato con successo dischi anche in Francia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sud America. Ha venduto oltre 80 milioni di dischi ed è l'artista italiana con il maggior numero di album realizzati, 173 tra album in studio, album live e raccolte.
Questa sera vogliamo percorrere insieme a voi alcune tappe fondamentali della carriera artistica di Milva, attraverso alcuni dei suoi più grandi successi e attraverso gli intrecci professionali ed umani che Milva ha coltivato lungo il suo percorso. Iniziamo questo viaggio con Tempi moderni. Milva e dintorni è un album di Milva pubblicato nel 1982. Autori dei brani e degli arrangiamenti sono Franco Battiato e Giusto Pio. Milva e dintorni finisce per convogliare le sue ineguagliabili doti di musa e cantrice. Per l'occasione è un ispiratissimo Franco Battiato il cicerone a cui affidarsi per dare vita ad un album nel quale alternare la maestria della teatrante colta acquisita nei palchi più importanti del pianeta e il suo voler anche essere una cantante pop impegnata ma non troppo. Mentre nelle parole traspaiono nodi da sciogliere, paure inconfessabili e i desideri da esorcizzare di una donna piena di vita, le musiche e gli arrangiamenti creano a loro volta un'alchimia melodica e ritmica coesa in ogni istante. Franco Battiato e Giusto Pio pongono una formidabile squadra di musicisti al servizio della rossa indomabile della nostra canzone, dando vita a 9 meravigliosi affreschi musicali. Una di queste canzoni è Tempi moderni.
Franco Battiato. Difficile incasellarlo, impossibile metterlo all'interno di un genere, dargli una pur semplice etichetta. E quindi, se c'è un modo semplice per spiegare il suo lavoro, è quello di chiamarlo artista e godere della sua musica senza tempo, ma anche del suo cinema, della sua pittura. Nella sua lunghissima carriera ha consegnato brani indimenticabili, capaci di spaziare tra generi diversissimi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Ha sperimentato l'elettronica, si è misurato con la musica etnica e con l'opera lirica. Ci ha lasciati lo scorso anno, purtroppo, il 18 maggio 2021, e sulla morte diceva: non esiste, è solo trasformazione. Anche per Franco Battiato il nostro viaggio ha inizio con Centro di gravità permanente. Cerco un centro di gravità permanente è un verso di una memorabile canzone del 1981, appunto di Franco Battiato, che è entrata nella testa di più generazioni di italiani. Un testo che indicava una ricerca di un punto di riferimento stabile nello spazio fluttuante e sterminato della vita. Fra citazioni dotte e irriverenti giochi di parole, il brano racconta il senso di smarrimento che talvolta ci capita di sperimentare nella vita. Quando ci sembra di aver perso la rotta e ci sentiamo in balia degli eventi, è allora che il nostro istinto ci chiede di trovare un centro di gravità che ci permetta non solo di stare in piedi, ma che ci aiuti ad orientarci in quel caos della vita, ad astrarci per qualche istante per osservare il mondo e noi stessi con lucidità e distacco.
Oblivion è una musica di Astor Piazzolla, un tango nuovo, complesso, introspettivo e struggente. Oblivion significa oblio. La ricerca ritmica e melodica di Astor Piazzolla si esprime in queste composizioni dove l'anima del tango argentino si riscopre nelle contaminazioni con altri ritmi, nella ricerca melodica con l'utilizzo di strumenti non legati alla tradizione argentina. Astor Piazzolla ha frequentato molto l'Italia, in particolare all'inizio della sua carriera. I primi discografici con cui ha collaborato sono infatti italiani. Tra i vari cantanti italiani, Milva fu l'unica che lo appassionò a tal punto da comporre la sua operita Maria de Buenos Aires dedicandogliela e di comporre una variazione di Oblivion perché la cantante italiana la potesse interpretare. Una giornalista fece questa domanda ad Astor: perché Milva? Non c'è in Argentina una cantante che può cantare la sua musica? C'è, ma Milva nella sua voce ha il suono di 2 strumenti, il saxofono e il violoncello. È per questo che io ho voluto Milva. Decisero così di lavorare insieme per 7 anni consecutivi. Quello che Piazzolla amava tanto di Milva era la sua intonazione. Raramente stonava, praticamente mai. L'intonazione, l'orecchio, la musicalità. Per questo lui amava la sua voce come un vero strumento musicale. Oblivion.
brano di uno dei prodotti di maggior successo del cantautore siciliano, Orizzonti perduti 1983. La stagione dell'amore è una ballata con un sound digitale, per via dell'assenza degli strumenti acustici, con tastiere e ritmo, che si affacciano alla prima dance anni 80, pur mantenendo il classicismo compositivo di Battiato, il quale racconta l'alternanza delle stagioni della vita e il trascorrere del tempo, utilizzando un metro comune, il sentimento amoroso. Viene del rimpianto, la permanenza della passione, ma anche una speranza sul ritorno della primavera dei sentimenti. La morale della canzone cerca di focalizzarsi sul non perdere le possibili occasioni che la vita offre, ma cercando anche di vivere con leggerezza e senza rimpianti tutte quelle perse. In tutto questo richiamo amoroso, Battiato unisce la visione drammatica della fine di un rapporto e dei propri naturali limiti a un'ideologia che poggia le proprie basi sulla ciclicità delle stagioni. Tutto torna. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai.
Milord è una canzone francese composta nel 1959, originariamente interpretata da Edith Piaf. Dopo l'interpretazione di Piaf, di cui rimane uno dei brani più famosi, la canzone è stata interpretata da numerosi cantanti e tradotta in diverse lingue. La versione del 1962 in italiano di Milva ottenne un grande successo, segnando una delle sue interpretazioni più celebri e rappresentative. Nella canzone a parlare è una ragazza del porto, ossia una prostituta, che invita un distinto signore inglese a godere dei suoi servigi. Lui non la conosce e lei sa di non essere altro che un'ombra sulla strada. Lo ha visto diverse volte in compagnia di una splendida ragazza e mentre lei gli parla di questa donna, vedendo che lui mantiene un atteggiamento triste e distaccato, lei capisce che il Milord è stato abbandonato dalla sua amata. Con gran sorpresa della ragazza, a quelle parole, l'uomo scoppia a piangere, lasciando intendere che la ragazza abbia ragione e conosca i suoi sentimenti più di quanto lui stesso non sappia. Milord.
Come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, Auf Wiedersehen. Nell'apparentemente lontano 9 novembre 1989 la storia del Novecento cambiava. Cadeva il muro di Berlino, uno dei simboli significativi del secolo scorso. Sembra incredibile, ma il mondo fino a 30 anni fa era completamente differente. Un polo occidentale e un polo orientale separati da una cortina di ferro invalicabile, rappresentato appunto dal famoso muro. Molti artisti, cantanti, scrittori hanno voluto esprimere e raccontare storie riguardo a questa dolorosa separazione tra Est e Ovest, ognuno a proprio modo. Una di queste storie la possiamo trovare nella canzone di Milva Alexanderplatz del 1982, contenuta nell'album Milva e dintorni, frutto della collaborazione con Franco Battiato. La canzone racconta la storia di due amanti che hanno deciso di trasferirsi a Berlino Est. Infatti Alexanderplatz è una delle piazze più famose di Berlino, famosa per la celebre torre della televisione e per essere uno dei punti centrali della parte orientale della città. Era una scelta molto comune tra gli artisti dell'epoca andare a vivere al di là della frontiera, per conoscere uno stile di vita diverso da quello secondo i dettami americani e per avvicinarsi ai meno ambienti. Ed è questo che fanno anche i protagonisti della canzone. Decidono di trasferirsi a Berlino Est, lasciandosi alle spalle gli agi dell'Occidente. Questa scelta però non è affatto semplice. La vita a Berlino Est è dura e faticosa, mentre prima, a Ovest, i due conducevano un'esistenza agiata. Alexanderplatz ci regala uno spaccato quotidiano della vita prima del 1989. Fa freddo, è febbraio e il paesaggio è completamente imbiancato. I passi della donna lungo il muro sono ritmati e cadenzati, sottolineati dal ritmo della canzone. La donna si dirige alla frontiera o si ferma agli angoli, come Marlene, come per respirare ancora un po' di quella libertà da cui era avvolta ad Ovest. L'ultimo verso, Ti piace Schubert?, rimanda al fatto che la musica classica era praticamente l'unica fonte di intrattenimento nell'Europa orientale. La musica contemporanea era infatti considerata come un prodotto americano, perciò da rifugire. Alexanderplatz. Dietro di me vedete la grande porta di Brandenburgo e subito dopo il famoso muro che ora non divide più la città. Canzone che canto da molti anni naturalmente, però questa sera la canterò certamente con un'emozione diversa. Il fatto di essere qui sotto questo grande viale dei Tigli, tornato ad essere il viale di una città senza confini. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' presto per aiutarmi.
fare i denti, puoi restarmene in disparte come vera principessa prigioniera del suo figlio, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alessandria, a ti piace Schubert? E ti vengo a cercare. Brano del 1988, è tra le canzoni più emozionanti di Battiato. Il confronto con il prossimo, l'altro come mezzo per approfondire la ricerca del sé e trovare le radici del proprio io. La ricerca spirituale è un tema ricorrente nella produzione artistica di Franco Battiato, che con i suoi testi raffinati ed enigmatici ha abituato gli ascoltatori ad una lettura più profonda delle sue parole, che hanno spesso dei significati stratificati. In superficie, E ti vengo a cercare, è una splendida canzone d'amore. L'interprete si rivolge all'altro con benevolenza e trasporto. Allo stesso tempo è possibile individuare un senso nascosto per cui la canzone diventa manifesto poetico della ricerca spirituale che si concretizza nell'incontro. Non a caso la canzone è stata scelta per una storica esibizione del 1989 in cui Battiato l'ha eseguita alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II in una sala Nervi gremita di giovani.
Mikis Theodorakis è stato un compositore e politico greco. Diplomato al conservatorio, negli anni 50 compone pezzi sinfonici, musiche per balletto e per film. In seguito approda alla canzone popolare greca. Nelle sue composizioni c'è il retaggio di una tradizione antichissima, in cui la nostra stessa tradizione musicale affonda le sue radici, che Theodorakis ha saputo traghettare nell'epoca moderna con assoluta brillantezza e capacità di arrivare al cuore di tante persone e ispirando tantissimi altri artisti venuti dopo di lui ben oltre i confini del suo paese. Nel 1978 per Milva scrive l'album La mia età, disco d'oro in Germania nella versione tedesca, successivamente inciso anche in francese, probabilmente uno dei suoi album più impegnati. Il tema portante dell'album è la nostalgia del tempo e della giovinezza perduti, con numerosi riferimenti alla politica sotto forma di metafora. Estratta da questo meraviglioso album, questa sera, per voi, Sogno di libertà.
La cura. La cura porta la firma di Franco Battiato e del filosofo Manlio Sgalambro, scritta per l'album L'Imboscata del 1996. È universalmente considerata una canzone che parla d'amore, di dedizione totale, protezione e supporto incondizionato della persona amata. Nel testo, tra metafore e immagini oniriche, si ritrovano moltissimi riferimenti alla guarigione del fisico e dell'anima, che si può raggiungere proprio attraverso questo sentimento profondo e personale, oltre l'amore romantico, visto più come amore universale, capace di oltrepassare qualsiasi difficoltà. Ma c'è chi ha visto in questo brano, tra i più amati del cantautore catanese, una sorta di preghiera introspettiva, mossa dall'amore verso se stessi. In quest'ottica siamo tutti esseri speciali. Nei momenti più difficili e dolorosi dell'esistenza, quelli in cui si va alla ricerca di risposte, in cui ci si interroga sul senso della vita. Vagavo per i campi del Tennessee. Come vi ero arrivato, chissà. Non hai fiori bianchi per me? Più veloci di aquile, i miei sogni attraversano il mare. Dei turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del potere, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori dei tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni nelle tue mani, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio
La Rossa, un ritratto infervorato della sua presenza scenica, della sua potenza vocale, dell'atteggiamento seduttivo e teatrale con cui dominava il palco, quasi a far l'amore con l'asta del microfono. Iannacci, autore della canzone, eleva a slogan tutto quello che la Rossa poteva rappresentare, insieme il nome d'arte, la fede politica, il colore di una chioma mai cambiata negli anni, i tormenti sentimentali e la personalità inafferrabile dell'artista. Non occorre che io mi sieda sul letto a rivedere i sogni perduti. Basta guardare gli occhi di Mirva e vedo la mia felicità. Coloro che pensano che la poesia sia disperazione non sanno che la poesia è una donna superba e la chioma rossa. Io ho ammazzato tutti i miei amanti perché volevano vedermi piangere e io ero soltanto felice.
è anche passata. La pioggia, guarda caso, si è fermata. Mia bella rosa, dammi l'allegria nel disco di 10 anni fa. Mia bella rosa, dammi l'allegria al disco di 10 anni fa. Mia bella rosa, dammi l'allegria al disco di 10 anni fa. Prospettiva Nevsky è una canzone scritta da Franco Battiato e Giusto Pio, pubblicata per la prima volta nel 1980. Il titolo è riferito all'omonima strada che attraversa la città di San Pietroburgo. La canzone è ambientata in Unione Sovietica, nell'epoca immediatamente successiva alla rivoluzione d'ottobre del 1917, nel periodo della nuova politica economica lanciata da Lenin. Anni in cui nell'ex impero russo era ancora in corso la guerra civile in molte repubbliche dello sterminato paese. In quel periodo erano in corso elementi di libertà in economia, nella società civile, nelle arti e c'era anche uno spazio per l'iniziativa individuale, pur se sempre sotto il controllo del partito bolscevico al potere. Vogliamo concludere questo ricordo in musica proprio con questa canzone meravigliosa che ci induce, seppure inconsciamente, a realizzare un parallelismo tra i passati e gli attuali scenari russi e conseguentemente ai venti di guerra provenienti dall'est Europa e che vedono oggi la Russia in guerra contro l'Ucraina. Prospettiva Nevsky. Un vento 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava come oli di neve, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accese per scacciare i lupi, i vecchi coi rosari.
Ma che bravi, ma che bravi. Allora li presentiamo dopo, Allora intanto veramente l'applauso è meritato, è un momento veramente magico, bravissimi, musicisti, cantanti. Eva sta ferma lì, vieni qua, facciamo un applauso a Eva. Ciao. Allora ragazzi, vi invito a prendere le quinte e naturalmente poi dopo ci sentiamo ancora. Siete stati bravissimi, pelle d'oca dall'inizio alla fine, grande Gildo. Allora, prendiamo l'incipit di questa canzone che dice: com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, e com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire in questa malattia. Allora per questo, per parlarci di questa malattia, per parlarci anche forse delle nuove frontiere, se c'è qualche possibilità di guarigione o altro. Questo, abbiamo veramente una persona che di questo fa una professione ma anche una missione, ed è la psicologa della coordinatrice dei centri sollievo Anna Chiara Pellizzari. Buonasera Anna Chiara, buonasera. Innanzitutto grazie per tutto quello che fa lei, per tutti gli altri bravissime persone che contribuiscono a questi centri sollievo. Allora, la domanda: com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire? Sembra facile, prego. Ma facile non è. No, nel senso che effettivamente la malattia di Alzheimer ha molto a che fare con l'imbrunire, nel senso che è nella narrativa dell'esperienza di questa malattia, sia per chi la vive ma anche per i familiari, perché chi la vive, come dire, vede lentamente oscurarsi la propria realtà, diventa sempre più difficile interpretare quello che succede, e i familiari in realtà vedono sempre, come dire, un cambiamento che in realtà va verso più il tramonto che l'alba. Quindi è molto difficile, come dire, cercare di trovare la luce in questo buio, ma quello che cerchiamo di fare ai centri sollievo ovviamente è proprio quello di, come dire, continuare a dare luce non tanto alla malattia ma alla persona che rimane, cioè cercare di valorizzare quella che era la storia, quella che è la personalità che ancora c'è dentro la malattia, e ce n'è tanta, è quello proprio, è il lavoro che fanno i volontari con tanta cura. Noi ci prendiamo cura di queste persone e delle loro familiari, quindi diciamo che non è proprio un'alba, ma cerchiamo di essere proprio delle fiaccole che accompagnano, che prendono per mano i malati e i loro familiari, anche perché c'è tanto bisogno anche di presenza. È una tematica ricorrente proprio quella della solitudine, quindi riagganciandomi anche proprio al discorso iniziale di Marinella, l'importanza di avere una comunità che vede queste persone, che vede questi familiari, che li nota, ma che li valorizza anche per quello che sono ancora. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare ogni giorno all'interno dei centri sollievo. Giustamente l'applauso. Abbiamo parlato di nuove frontiere, c'è qualche speranza in più nelle terapie, nell'assistenza? Allora, nelle terapie farmacologiche forse no. Poi è ovvio che, come dire, le terapie vanno in parallelo con quella che è la ricerca sul cervello, quindi quanto più si conosce del cervello, quanto più si conosce della malattia e quanto più si prova a contrastare. La certezza che si ha in questo momento sulla malattia di Alzheimer è che il miglior modo per combatterla è quello di continuare a stimolare il cervello, tra virgolette, quindi continuare a tenerlo in allenamento. Quindi la stimolazione cognitiva, che altro non è che continuare a far leggere, scrivere, parlare, raccontare queste persone, in realtà genera uno stimolo importantissimo per il cervello che contrasta la malattia. Quindi all'interno dei centri volontari, con Chiara che è l'educatrice, anche Eleonora,
fanno proprio l'attività di stimolazione cognitiva, poi ovviamente con tutte le altre attività che quelle fanno sempre bene allo spirito, ecco, che non fa mai male. Perfetto, la ringraziamo naturalmente per tutto quello che fate, per i centri sollievo che sono io ho spesso la parola eccellenza, perché sono effettivamente l'eccellenza. E allora adesso ci mettiamo in fianco e guardiamo un video sui momenti di attività dei centri sollievo. Tiriamo giù. No, non c'è bisogno, quindi prego. Non ti scordare di volermi bene, non ti scordare di volermi bene. Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile nel sole d'agosto e un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre per sempre così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale e 1 milione di ore passate sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate. E poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone soltanto a metà e cominciarono a uscire le facce, le storie, i cognomi e le età. E se ti guardi abbassa lo sguardo tu non capisci il perché. Ma che importa, io solo ho paura tu possa scordarti di me. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. E adesso che a malapena ti ricordi il tuo nome, ti chiamo nonna e tu mi guardi come a dire ma come? Gli anni non hanno più peso come fossero piume e i minuti che diventano ore. E fatti che ti spazi Dio quanto dolore a trovare le sillabe delle parole. Io mi dico che nero è sommato ogni colore, ti resto accanto con la mano e mi basta così. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. E non importa per quante volte dovrò rispondere alle stesse domande, le stesse. Chi sei? Che ore sono? Ti sposi? E il nonno dov'è? Sono io, non sono le 3. Mi sposo se trovo una donna per me. Il nonno ti aspetta tranquilla, ora dormi che ti voglio bene. Sono io, non sono le 3. Mi sposo se trovo una donna per me. Il nonno ti aspetta tranquilla, ora dormi che ti voglio bene. Sono io, non sono le 3. Mi sposo se trovo una donna per me. Il nonno ti aspetta tranquilla, ora dormi che ti voglio bene. Sono io, non sono le 3. Mi sposo se trovo una donna per me. Il nonno ti aspetta tranquilla, ora dormi. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
facilità, che ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Ma che emozione! E allora siamo arrivati alla fine della serata. Questo video, caspita, ti fa venire la pelle d'oca, e un altro applauso davvero, perché è giusto celebrare tutte le persone che fanno sì che questi centri sollievo siano un sollievo veramente per le famiglie, per i malati e quant'altro. È il momento dei ringraziamenti. Allora, per prima cosa ringraziamo le voci, Mara Santarato che ha curato anche i testi di presentazione, prego Mara, e Silvia Ricchi, anche lei lettrice, parte fondamentale, poi tante canzoni che non sapevo neanche il significato, ringrazio voi che me l'avete spiegato. Poi là in fondo c'è la mia amica Anna Nani alla parte tecnica, Andrea Spiderle, Lucio, Simone dietro le quinte, un service come sempre impeccabile. E adesso passiamo veramente ai protagonisti della giornata, i musicisti. Mi metto qua in fianco perché è giusto che abbiano lo spazio che meritano. Allora, Gildo Turolla, violino e basso. Prego Gildo. Antonio Roman, chitarra. Jessica Reddi, pianoforte. E ultimo ma non ultimo, Enrico Spiderle alla batteria. E adesso le voci femminili ci hanno veramente dato emozioni, professionalità altissima, e quindi Elena Biolcati, che tra l'altro è la nipote di Milva. Grazie Elena. Giada Maccapanni. Prego Giada. E Milena Fusetto. Ragazzi, complimenti. Prego, prego. Il palcoscenico è tuo, scherzi. A delle artiste e degli artisti è giusto riconoscere, pronti per la foto, un omaggio floreale. Consegna il premio Mara Santarato, nonché presidente della Prolongo di Agliano. Grazie veramente ragazzi, complimenti. Bellissimo concerto. Poi vogliamo chiamare qua con noi la psicologa Anna Chiara Pellizzari. Grazie Anna Chiara, naturalmente un omaggio floreale anche a lei. E adesso chiediamo di venire qua sul palco Marinella Mantovani, facciamo lo spazio a chi verrà dopo. C'è il microfono? Ecco qua. Allora Marinella, che serata straordinaria. Complimenti a tutti voi e tocca a te. Ah, mi passi le palle, ti sei perso nel copione. Allora, grazie veramente agli amici della musica perché veramente hanno rallegrato questa serata, è una sicurezza averli vicino. Grazie veramente. E chiamerei sul palco. Allora, siccome gli spazi sono molto limitati, vi chiediamo, scusate, di andare dietro le quinte e poi ritornare perché abbiamo bisogno ancora di voi. Voi potete rimanere qua. Leandro, scusa se ti interrompo. Dimmi, allora mi dai notizie che io non riesco a percepire. Cioè, o facciamo la lingua dei segni,
No, perché dietro le quinte, vi spieghiamo un po' di roba. E 2 ore che comincia a dire tac tac. Sapete da fare? Allora, i volontari sono qua? Bene, li chiamiamo. I volontari, ecco, vedi che mi la nostra risorsa, li chiamiamo qua. Volevo che ci fosse per loro un applauso grande. Siamo in tanti e quindi ci siete avanti e incanalatevi. E qua l'applauso deve essere più sostenuto. Non ci siamo tutti perché qualcuno ha qualche problema di salute, però questa è la squadra di Officine Sociali. Ilario Fabio e Pietro detto Roberto, non so dove siano in giro per la sala, ma fanno parte anche loro della nostra squadra. Anna, se vuoi venire anche tu, chiamerei sul palco per un breve saluto, l'abbiamo lasciata per ultima perché avesse modo di vedere chi siamo, l'assessore del comune di Goro. Se vuoi farci un saluto da parte del comune natale della nostra artista, tra l'altro confinante col comune di Ariano di cui noi siamo parte. E mentre attendiamo l'assessore, ti ho rubato il mestiere? No, mi ha messo qua nell'angolo, quindi. No, perché gli dai un dito. Molto difficile adesso. Vediamo il microfono per un attimo. Complimenti per l'organizzazione della serata e le esecuzioni che sono state veramente straordinarie. Io guardavo prima il titolo della vostra manifestazione che è Intrecci e penso che sempre di più abbiamo bisogno di intrecci, di intrecciarci e di stare insieme e di mettere insieme anche pubblico e privato per far stare meglio le persone. Non so se voi lo sapete già, però volevo passarvi anche una comunicazione. Proprio in questi giorni Martina, la figlia di Milva, ha donato tutti i vestiti in Enigma, scusate, a un'associazione che si occupa proprio della cura dei malati di queste malattie e per fondare un centro di ricerca e di cura all'interno del Niguarda di Milano, usando appunto l'arte, usando in particolare il cinema. Quindi credo che la vostra manifestazione vada proprio anche incontro a quelle che sono le volontà della figlia di Milva. Grazie di nuovo per tutto e un saluto alla Grazie Assessore. Un saluto ai miei 2 ragazzi che sono qua sul palco, Elena e Linda, che sono loro. Grazie di nuovo a tutti. Grazie all'assessore Margolini Maniera. Voto di rito. Allora, la serata è terminata. Facciamo un applauso loro che escono, però uscendo scoprirete. Prego. Uscendo scoprirete che i musicisti sono ancora dietro al palco e quindi l'avete chiesto prima, però non tanto convinti. Quando un concerto è straordinariamente bello, riuscito perfettamente, si chiede il
No, non è proprio convinto quello. 3 ce ne sono stati. Allora, bellissimo, complimenti, eh? Non uscite perché noi vogliamo. Ragazzi, a voi leggio. Grazie a tutti voi, grazie, orchestra straordinaria, ciao. E poi lo dico ancora, Gino Turolla, Antonio Roman, Jessica Reddi, Enrico Smiderle, Elena Biolcati, Giada Macapani, Milena Fusendo, Sara, Silvia, Marinella e Leandro Maggi. Ciao a tutti. Grazie ancora. La serata la mettiamo su YouTube, quindi tra poco lo potete vedere. Faremo anche il servizio, sono in diretta su Medico Origine. Ciao a tutti,